Quest'anno per gli auguri natalizi, che sono anche un rivolgersi alla comunità ecclesiale, alla città, alla diocesi, alla diocesi tutta, ho già pubblicato, Don Carmelo ha già pubblicato sull'ultimo numero dell'Amico del Popolo il testo. Raccolgo qualche passaggio. Intanto ho voluto iniziare con una citazione di Papa Francesco del 2023, era l'ottobre del 2023, e Papa Francesco si rivolse al mondo, con queste parole: è un'ora buia. Questa è un'ora buia, Madre, e in questa ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi e ci affidiamo al tuo cuore. Così iniziava la preghiera per la pace nelle terre. Ora dobbiamo constatare, mi sembra, che quest'ora buia si allunga fino a questo Natale di Gesù, che è il risorto Gesù. Questo Natale che ci apprestiamo a vivere. E in questi giorni natalizi la liturgia insiste sulla luce. C'è Isaia, che è il profeta che ci ha accompagnato per l'Avvento. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Sono parole antiche queste qua. Però c'è da chiedersi, sulla scorta di queste parole, ma questo nostro popolo, in questo nostro mondo, sta forse camminando ancora nelle tenebre oggi? Così come poi nelle varie realtà, nelle varie nazioni, nelle varie regioni, nelle varie città. Quali sono le luci e le ombre e le tenebre del tempo che stiamo vivendo? Ma come credenti, perché questo siamo, dobbiamo anche avere la consapevolezza forte che non c'è buio che non possa essere squarciato dalla luce. E sicuramente non è la luce delle bombe o dei traccianti, non è questa la luce che squarcia le tenebre, questa è una luce che le aumenta su uomini e donne, su bambini, anziani, e forse le aumenta dentro le nostre coscienze. Sempre questa liturgia dell'Avvento e poi quella del Natale, ecco, ci dice attraverso il Vangelo secondo Giovanni: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E questa luce ha un nome storico: Gesù di Nazaret, figlio del falegname. Ha un nome storico questa luce. Ma questo Gesù è il Verbo, la parola eterna del Padre, per mezzo del quale tutto è stato fatto. L'uomo è stato fatto. Allora, quell'appello che ci viene dal Concilio Vaticano II, chi segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa anch'egli più uomo, è ancora valido, è sempre valido. Se vogliamo conservare l'umano che è in ciascuno di noi, dobbiamo metterci alla sequela di Gesù, del bambino che qualcuno vuole togliere dai presepi. Ma se da presepe ci togli il bambino, che cosa ti rimane? Un'installazione artistica, chiamiamola installazione artistica, non chiamiamola presepe. Ma stiamo attenti a non togliere il bambino neppure dentro di noi. Quel bambino, il principe della pace. E questo è l'altro appello.
come essere ciascuno per la sua parte tessitori di pace. Ci dicevamo con il Giubileo, con la visita pastorale, tessitori di speranza. Spostiamo l'accento. Tessitori di pace. Mi permetto, senza togliere il lavoro a nessuno, ma mi permetto anche il vostro servizio, importante e utile, deve farsi un servizio tessitore di pace. Pace non è pacificazione, siamo tutti buoni. Pace è far venire fuori la giustizia, le mancanze della giustizia. Non solo la giustizia delle leggi, ma quel senso del giusto che è dentro ciascun uomo e ciascuna donna. Avrete sentito la liturgia della parola di questi giorni e sottolineato spesso uomo giusto. Giuseppe, lo sposo di Maria, un uomo giusto. Zaccaria e anche Elisabetta, un uomo giusto. Giuseppe, se andiamo a guardare, non è proprio giusto nei confronti della legge di Mosè, perché se no doveva ripudiare Maria. Quindi una giustizia che va oltre la lettera, una giustizia che sa guardare oltre il dato sterile, quella giustizia che rende verità a ciascun uomo e a ciascuna donna. Ecco, il vostro servizio credo che sia importante per tessere la pace nelle nostre piccole e grandi guerre locali, perché ci sono. Hanno diversi volti, diversi aspetti, ma ci sono. Ecco, una informazione giusta, che sappia guardare per davvero all'umano che è in noi e al bene comune. Spesso si parla di bene comune, ma a volte risuona un po' vuoto. Giuseppe ci ricorda nella narrazione fatta qualche giorno fa dal Vangelo, Giuseppe, lo sposo di Maria, non dice nulla nei Vangeli. Se cerchiamo una parola non c'è, però ogni volta che fa un'esperienza di Dio è l'angelo. Il risultato è Giuseppe si alzò e fece quanto gli era stato detto. La fede di Giuseppe è una fede del fare, non è una fede parolaia. Sì, vediamo, poi una fede di promesse, è una fede dell'agire. E allora, considerando che Giuseppe ha tanti devoti, tanti clientes, il patriarca San Giuseppe, si può imparare allora da lui. Se lo porto in giro per le strade, potrei pure portarlo in giro imitando le sue azioni. E onore a lui. Tante lampade continuano a spegnersi, tra menti sempre più confuse e coscienze sempre più disorientate, doveri sempre più traditi. E allora accogliamo questa riconsegna che ci viene dal Natale, il servizio alla luce, per noi stessi, per quelli a cui siamo mandati. Ecco che anche il vostro lavoro, la vostra attività, che immagino si svolga in mezzo a tante difficoltà, ecco, che sia un servizio alla
alla luce della verità, nella carità, ma anche nella chiarezza, nella trasparenza. E questo è l'augurio che faccio a questa Chiesa Agrigentina e alle amministrazioni comunali di questo territorio. Noi abbiamo 43 comuni ed è veramente un augurio che voglio far giungere a queste amministrazioni, perché nel loro ambito possano anch'esse essere al servizio della luce e del bene comune e di null'altro. Buon Natale a tutti, siate portatori di luce.